Da angeli e eroi a nemici da abbattere, dopo la pandemia gli episodi di violenza verbale e fisica nei confronti del personale medico negli ospedali dell'ASL 3 Serenissima sono in aumento. Nell'ultimo anno nel territorio veneziano è stata registrata in media un'aggressione al giorno, fra queste almeno 6 al mese sfociano nell'aggressività fisica, un dato allarmante che ha spinto la direzione sanitaria e la prefettura di Venezia a lavorare ad un protocollo d'intesa sul fronte della sicurezza. Operatori delle forze dell'ordine, dei pronto soccorsi, del SUEM e dei servizi di psichiatria da 6 mesi lavorano e partecipano a un'attività formativa continua volta a migliorare sempre di più le modalità con cui gestire e contenere questi fenomeni. C'è una insofferenza, una sofferenza a livello sociale probabilmente che ha prodotto un aumento di questo tipo. L'effetto delle sostanze è sicuramente di rilievo, nel senso che oggi c'è una diffusione di queste sostanze e questo fa sì ovviamente che ci sia un problema in aumento, un fenomeno molto delicato che va attenzionato e va anche fronteggiato. Ci sono stati una serie di incontri formativi ma anche di tipo operativo e questo sta portando poi alla stesura di un documento, di un protocollo, come è previsto anche dalla normativa, nel senso che negli ultimi anni c'è stata una attenzione particolare proprio a questo fenomeno, per cui anche il Parlamento ha previsto con una legge nel 2020 la produzione di un protocollo per far fronte al problema della violenza. È l'ennesimo intollerabile episodio di violenza. Per la UIL è importante lavorare sul fronte della sicurezza, ma non basta. Va benissimo tutte le iniziative che fa l'ASL, che fa la Regione Veneto, però bisogna monitorare con maggiore attenzione. Gli utenti vanno anche educati, va capito e va fatto capire che i lavoratori sono allo stremo, soprattutto in questi contesti che dicevo, cioè pronto soccorso, psichiatrie, ma anche da altre parti, anche nei distretti ci risulta che ci siano stati episodi di aggressione e vanno proprio invitati a collaborare con il personale sanitario.